Paolo Benvenu, invece, la sua lista si chiama Solidarietà, Ambiente e Lavoro, mette insieme due partiti di sinistra. Ci spieghi cos'è la sua lista e la sua candidatura? Allora, mette insieme non solo Rifondazione Comunista e il Partito Comunista Italiano, mette insieme anche candidati che vengono dal territorio, indipendenti, che sono, come dire, protagonisti di movimenti per i diritti civili, per le lotte ambientali e sociali. Noi abbiamo deciso di fare questa lista, di presentarci a questa campagna elettorale, perché riteniamo di essere di fronte a un quadro di crisi sistemica. La pandemia non è soltanto un fatto congiunturale, mostra sostanzialmente che il modello di sviluppo economico e sociale che ha dominato non solo nel Veneto, ma diciamo in Europa e nel mondo in questi ultimi anni, 20 anni, 30 anni, fondato insomma su una logica liberista della centralità dell'impresa e del mercato, è completamente in crisi e fallito. Noi pensiamo che oggi i temi dell'ambiente, i temi del lavoro, il tema sociale e il tema ambientale sono strettamente connessi e chiedono una proposta politica complessiva e strategica che per noi fa perno attorno alla centralità dell'intervento pubblico. Noi abbiamo bisogno assolutamente di dare risposte a centinaia di migliaia di cittadini che sono in difficoltà, che hanno perso il lavoro e che forse lo perderanno. Abbiamo bisogno di dare risposte ai piccoli commercianti, agli artigiani, eccetera, che si trovano in gravissima difficoltà. Questo può avvenire solo attraverso una programmazione, una pianificazione dell'intervento pubblico, che vale anche per i temi naturalmente ambientali e infrastrutturali. Noi, ad esempio, di fronte a quello che è accaduto anche recentemente, riteniamo sia una follia continuare a perseguire un modello che ha cementificato, che ha prodotto un consumo di suolo incontenibile in questa regione e bisogna completamente cambiare registro. Non si può più continuare così. Il centro politico che ha governato questa regione persiste in questa proposta ed è assolutamente inaccettabile, oltre che essere miope e fallimentare. Allora, intanto vorrei dire alla candidata Bartelle che questo sacco dove lei mette tutti i partiti politici, destra e sinistra, è un sacco dove tutti i gatti sono neri di notte e non si vede la differenza. Però il nostro partito, comunque l'area nostra, è stata protagonista e ha vinto la battaglia contro la centrale a carbone di Porto Tolle. Ha denunciato ancora nel 95 nel Consiglio provinciale di Vicenza l'inquinamento da FAS, è all'opposizione del progetto delle grandi opere e lo fa sia nei consigli comunali sia a livello dei comitati, per cui con un chiaro orientamento politico e senza alcuna, in totale coerenza. E quindi su questo direi che è necessario fare chiarezza. Noi siamo stati anche protagonisti di una battaglia durissima non ieri ma 10 anni fa a Padova contro l'ampliamento dell'inceneritore e abbiamo ottenuto con una mozione della consigliera comunale di Rifondazione Comunista che a Padova si avviasse la raccolta differenziata spinta. Quindi non siamo in una situazione di indifferenza per cui tutti sono uguali. Lo dico perché questa cosa mi infastidisce parecchio. Rispondo anche sulla questione dell'intervento pubblico perché questo è centrale. Oggi i due paesi che dettano le linee in Europa dell'intervento sul post-Covid e sulla progettazione di un diverso sviluppo economico sono la Francia e la Germania, due stati con una fortissima governance pubblica, con una politica industriale molto attenta in Germania, con una difesa molto forte del pubblico in Francia. Devo dire un'altra cosa perché deve essere chiaro. Oggi l'unica possibilità di creare occupazione vera, sana, oltre ovviamente anche di sostenere le aziende, il piccolo commercio, l'artigianato, ci mancherebbe, ma anche di creare quella occupazione per trattenere le decine di migliaia di giovani laureati e diplomati che ogni anno se ne vanno da questa regione, sono gli interventi nella sanità, nella scuola, nella cultura, con tutte le cose che sono mancate e che questa emergenza del Covid ha fatto vedere, perché se oggi noi siamo in grandissima difficoltà sulla questione della scuola sono per i tagli che sono stati fatti negli ultimi 30 anni sul pubblico.
Paolo Benvenu, rapidamente allora lei come vive invece questa campagna elettorale? Bah, noi siamo in campo perché siamo in campo, insomma, facciamo questa campagna elettorale perché cerchiamo di far capire un punto fondamentale ai cittadini veneti, che noi siamo dentro una crisi sistemica e che niente potrà essere come prima. Noi vediamo che questo dibattito politico che si sviluppa tra le forze politiche è un dibattito politico assolutamente non all'altezza delle contraddizioni di questo tempo. E noi crediamo che ad esempio l'impatto dei cambiamenti climatici che abbiamo già visto si manifesterà ancora e avrà un peso importante in tutta la nostra regione, ma non solo, a livello globale, eccetera. Noi crediamo che questa crisi pandemica stia ridefinendo tutto il sistema del commercio internazionale, ci siano dei cambiamenti di grande importanza a livello strutturale. Noi ne abbiamo un esempio evidente sulla riduzione dei volumi delle esportazioni, sul turismo, che non sono fatti congiunturali ma hanno un impatto di lungo periodo. Su tutte queste questioni la politica nel Veneto continua a discutere A, su quanto è bravo o non è bravo Zaia, B, su quanto è cattiva lo Stato centrale o la Regione Veneto, C, si continua ancora a mettere al centro sempre l'impresa, mentre in realtà oggi solo un grande sforzo di intervento pubblico economico e di programmazione è in grado di dare una risposta alla crisi. Le imprese hanno già fatto gli anni che dovevano fare, cerchiamo di non fargliene fare ancora. Punto. Paolo Benvenu, solidarietà, ambiente e lavoro, c'è uno slogan? Il nostro slogan è non lasciare indietro nessuno, un forte intervento pubblico che sani i disastri che sono stati fatti nella sanità, nella scuola, nel trasporto pubblico locale e che non lasci indietro nessuno.